Primo atto del criterium di secondo grado, manifestazione la cui formula ricalca fedelmente quella degli assoluti, ma è sfalsata di 24 ore rispetto all'evento clou, dunque con finale prevista per sabato prossimo. Si inizia con una categoria a tempo, una tabella C. In campo il sesto binomio in gara, quello composto da Martina Casaro che monta Cilli. Il tipo di gara è identico a quello del campionato italiano, ma articolato su percorsi più semplici e su altezze meno impegnative. Per quel che concerne le condizioni atmosferiche, possiamo dire che tutto sommato, viste le previsioni pessime registrate per la giornata odierna in tutto il paese, non possiamo lamentarci. C'è stato qualche scroscio di pioggia, ma per il momento il tempo regge, anche se ci sono nuvoloni grigi gravidi di pioggia. Per il momento il terreno di gara, il terreno erboso, ha retto magnificamente, d'altronde dispone di un buon drenaggio. La regia è affidata a Roberto Gambuti, che guida le telecamere dell'Esterna 1 di Bologna. Conclusione di percorso per Martina Casaro, che va ad affrontare l'Oxer su Fosso. Il totale per questo binomio è di 99,82. Al comando con 78,56 Andrea Franchi, che ha montato Carlsberg, percorso senza errori. Vi ho anticipato che si tratta di una tabella C, dunque per ogni errore commesso, ciascun binomio verrà penalizzato di altri 4 secondi. Il totale migliore fin qui è proprio quello di Andrea Franchi, 78,56, senza nessun errore sugli ostacoli. Il percorso è stato ideato dal direttore di campo Pierfrancesco Bazzocchi, coadiuvato da suo aiutante Paolo Rossato. Ora è la volta di Beatrice Frulla, che monta l'Apirus, castrone baio di origine tedesca di 11 anni. La bagnaia festeggia il 25° anno di concorsi dal 1985. In quell'occasione si trattava di un concorso interregionale, poi questa manifestazione è cresciuta negli anni e ha assunto il rango di concorso internazionale. In questo 2009 non c'è il connotato internazionale, proprio perché la bagnaia ospita, ed è la 4ª volta che lo fa, il campionato italiano assoluto. In precedenza la bagnaia è stato teatro degli assoluti nel 94, nel 95, nel 2001. In quelle occasioni i successi di Manuela Bedini, di Arnaldo Bologni e di Roberto Arioldi. Diamo un'occhiata anche al tracciato, che misura poco meno di 600 metri, 12 ostacoli per 15 salti, inserite 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Troveremo la gabbia al numero 4, scusate, la doppia al numero 4 e la gabbia al numero 10. Intanto sono 85 e 46. 85 secondi e 46 in totale, con 8 secondi di penalità. I secondi per Beatrice Frulla. Dopo la giornata odierna il tempo sarà trasformato in penalità, il migliore sarà a 0. Domani la seconda prova con 2 percorsi di precisione, poi sabato la finale con una categoria a 2 percorsi differenti, e queste 2 categorie assegneranno le medaglie del criterium. Adesso Andrea Bassan, che monta Léopold Duplessis, un castrone sauro di origine francese di 10 anni. Bassan nel 2009 ha vinto a Sanremo una categoria a fasi consecutive proprio con questo cavallo.
Intanto il totale per Beatrice Frulla è stato corretto a 83,46. Sempre al comando Andrea Franchi, 78,56, l'unico dei 7 che hanno già gareggiato a scendere sotto la barriera degli 80 secondi. Ora Andrea Bassan. Non mancano in questo criterium i motivi di interesse, vedremo atleti giovani, desiderosi di mettersi in mostra approfittando di questa importante vetrina, ma anche cavalieri già affermati che vogliono far acquisire esperienza a cavalli ancora in crescita tecnica. Dicevo del percorso che comincia con un Oxer 1,30 per 1,35, poi verticale di 1,40, la triplice 1,40 per 1,70, la prima delle due combinazioni, doppia gabbia con due verticali, un Oxer in uscita, poi un falso largo 1,40 per 1 metro, quindi un altro verticale 1,40, Oxer 1,40 per 1,50. Al numero 8 la prima delle opzioni. Si tratta di due ostacoli identici, due larghi. Quello più difficile è monocolore e prevede una girata un po' più impegnativa in direzione delle tavole, numero 9 1,40 m, poi la gabbia. Intanto il totale per Bassan dovrebbe consentirgli di passare al comando. 73,43. Eravamo rimasti al numero 9, al 10 troviamo la seconda combinazione, gabbia, Oxer verticale, all'11 il fosso olimpico 1,40 m, la chiusura con l'Oxer su fosso 1,40 per 1,55. 12 ostacoli per 15 salti, prova d'apertura del criterium di secondo grado. Adesso è la volta di Virginia Argenton, nipote di Alessandro Argenton, medagliato olimpico. Bassan con Léopold Duplessis è passato al comando con 73,43, dunque ha scavato quasi un baratro nei confronti del secondo in graduatoria, che è naturalmente Andrea Franchi con Carlsberg. Nuovo tempo da battere, dunque 73,43. Ci prova Virginia Argenton, che però ha già commesso il suo primo errore. Lo scorso anno il criterium si è disputato ad Augusta in Sicilia, vittoria per Bruno Chimirri con Lucky de Vreverdi. Una 5 giorni molto impegnativa, con un montepremi che sfiora i 100.000 euro, 150 cavalli, 100 cavalieri, 50 uomini che lavorano per l'organizzazione di questo concorso, e lo staff è in grande percentuale costituito dagli stessi elementi che hanno lavorato per i World Equestrian Games, i giochi mondiali del 98 a Roma. Dunque esperienza, un'organizzazione rodata per questo concorso della Bagnaia. Un rifiuto proprio sull'opzione, aveva scelto la strada più difficile. C'è l'eliminazione per Snowland. Naturalmente arriva l'eliminazione per Virginia Argenton. E il prossimo concorrente sarà Heike Müller insieme a Piccadilly Princess. Adesso tocca ad Heike Müller con Piccadilly Princess.
una femmina dal mantello baio di 11 anni di origine belga. Il regista Roberto Gambuti ci ha riproposto il momento difficile per il binomio precedente, Virginia Argenton e Snowy Land. Adesso Heike Müller. Nata nel giugno del 1964, ultimamente non ha ottenuto risultati eclatanti, alcuni piazzamenti nel 2007 sempre con Piccadilly Princess, che è senza dubbio la sua miglior cavalla. Tempo da battere quello di Andrea Bassan, 73,43. Mi pare di poter dire che fino a questo momento il terreno di gara non ha risentito troppo della pioggia della notte e dell'acquazzone pomeridiano. Domani comincerà anche il campionato italiano assoluto con la prima prova, una categoria a tempo, poi venerdì la seconda, 2 percorsi di precisione, domenica l'attribuzione delle medaglie con gli ultimi 2 percorsi. Intanto non basta la sollecitazione vocale da parte di Heike Müller per evitare gli errori che abbiamo visto. Secondi 59, 8 i secondi di penalità. 88 e 59 il suo totale. Vi ho detto in precedenza che in questo criterium vedremo all'opera anche cavalieri di assoluto prestigio e in effetti adesso, mentre la regia ci ripropone ancora uno degli errori di Heike Müller, è la volta di Arnaldo Bologni che monta Le Conti, un castrone di origine tedesca di 8 anni. Arnaldo Bologni, che a proposito di campionato italiano ha siglato proprio qui alla Bagnaia con Mayday